Funziona? Quindi, Bene. no, se te la stai guardando. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo incontro culturale organizzato dall'Associazione Amici di Vittorio Veneto, con il patrocinio della città di Vittorio Veneto e anche con il patrocinio delle colline dell'UNESCO. Per me è una grande emozione essere qui in questa meravigliosa sala, perché il primo convegno che presentai con l'Associazione Amici di Vittorio Veneto fu proprio qui su questo palco ed era dedicato al monastero e la città, il monastero di clausura femminile di San Giacomo di Veglia. E allora era il 4 dicembre 2004, tra i relatori c'era l'architetto Franco Posocco, che abbiamo il piacere e l'onore di averlo di nuovo qui, arriverà tra poco. E lo saluto anche tutti gli altri relatori e sono lusingata a presentarli per il loro alto livello culturale. Mi sento piccola davanti a loro, già lo sono di mio, e ve li presento. C'è Antonio Della Libera, che è stato anche sindaco di Vittorio Veneto, geologo. Giovanni Tomasi, storico e fa parte dell'Associazione Ricerche Storiche Vittoriesi. Nello Della Giustina, che sarà con noi in collegamento per motivi di famiglia personali, non ha potuto essere qui, ma sarà collegato con la TV La Tenda, che ringrazio Federico per le riprese in diretta. E poi tra i vari relatori, aspetta ve li dico per non dimenticare tutti, Giovanni Carraro, che è scrittore e giornalista, sarà da noi, ci raggiungerà tra poco perché anche lui ha impegni di lavoro, e Antonio Miatto, il sindaco, che purtroppo oggi ha diverse incombenze, dovrà presiedere al funerale del personaggio Longo, il ciclista, e poi dovrà assentarsi anche per andare a celebrare un matrimonio, e noi insomma lo lasciamo andare anche volentieri perché i matrimoni sono così rari al giorno d'oggi, tutti convivono e pochi convorano a nozze, quindi porti anche gli auguri agli sposi. E naturalmente, non per ultimo per importanza, l'avvocato Bruno Barel, che non ha bisogno di presentazioni, è un noto giurista internazionale e un caro amico dell'associazione, perché ha partecipato a molti nostri eventi. Lo ringrazio davvero di essere sempre disponibile. Bruno ed io siamo molto legati alla nostra città e nonostante io sia di Ceneda e lui di Serravalle non c'è mai stata una rivalità come allora di due comuni, perché siamo nati 100 anni dopo l'unificazione di Vittorio Veneto. Siamo quindi dei vittoriesi doc, ma vittoriesi sono anche tutti i nostri relatori e per noi dell'associazione è molto importante e ci fa piacere perché attraverso i loro racconti di chi ha vissuto e studiato la città, come appunto il tema di oggi, possono spiegare qual è il nostro obiettivo e qual è appunto il tema di oggi, che è la trasformazione e rivalutazione di borghi della Valle Appisina. Ma quello che noi dell'associazione vogliamo far trasmettere al pubblico e a chi ci segue è non solo la storia e la cultura, il paesaggio dei borghi, ma anche la possibilità di rivalutarli, di fare aprire alla creatività di giovani e meno giovani in progetti concreti. E forse non sarà possibile ripopolarli, ma magari sarà possibile rivestirli in una veste nuova. E a tal proposito vi voglio leggere alcune parole del Papa Francesco in Laudate Si. Non basta la ricerca della bellezza nel progetto architettonico, perché ha più valore un altro tipo di bellezza, la qualità della vita delle persone, la loro armonia con l'ambiente, l'incontro e l'aiuto reciproco. Anche per questo è importante che il punto di vista degli abitanti del luogo contribuisca all'analisi della qualificazione urbanistica. Capite bene che è importante anche la dimensione umana. E a me farebbe piacere che si ritrovasse anche quell'armonia e quel rispetto e quell'aiuto reciproco che si viveva nei borghi e ritrovare nel paesaggio quella poesia che Massimo Neri ricorda nelle sue poesie, che lo avremo poi alla fine del convegno dedicandoci una poesia proprio di borghi della Valle Appisina. E allora se non si potrà ritrovare quel legame sociale, si potrà però rivalutare i borghi attraverso un altro aspetto, che è quello della rivalutazione urbana, paesaggistica, e di questo tema ne parlerà Antonio Miatto. Ora però, prima di iniziare, vorrei che ci facesse da padrino
l'architetto Fernando Tomasello. Lo invito a salire sul palco, se c'è, è arrivato, eccolo qui. Accogliamolo con un applauso. Grazie di essere venuto e accettare il nostro invito. È veramente un piacere e un privilegio avere qui l'architetto Fernando Tomasello, perché pensate che un mese fa circa ha presentato al Senato il centro studi per la rivalutazione del patrimonio immobiliare, il patrimonio immateriale. Ecco, ci spieghi un po' l'importanza di questo organo così importante. Intanto grazie a voi per questo invito, grazie a te e grazie agli ospiti oggi. Diciamo che ho avuto l'occasione poi di essere qui presente con voi qualche tempo fa, quindi in piena pandemia purtroppo, ma è stato un momento importante e mi sono affezionato a questo territorio perché ho visto una grande sensibilità, una grande attenzione verso i temi che le Pro Loco italiane seguono da moltissimi anni. Oltre 60 anni l'UNPLI, l'Unione Nazionale delle Pro Loco italiane, ma oltre 140 anni dalla nascita della prima Pro Loco. Quindi per il luogo e le persone nel luogo pensano a quello che è la valorizzazione del proprio territorio. Il tema non è semplice da affrontare, quello del patrimonio culturale immateriale. Diciamo che l'UNPLI è riconosciuto dal 2012 dall'UNESCO come ente di salvaguardia per i patrimoni culturali immateriali. Cosa sono i patrimoni culturali immateriali? Vi rubo 2 minuti per inquadrare un po' il tema. Se mi tiene questo magari vado con una traccia per non andare fuori tema, perché poi l'argomento è abbastanza, come dire, importante, ma anche ti prende al punto tale che rischi di parlare troppo. Quindi mi fermo a quella che è la traccia che noi abbiamo condiviso nel giorno della presentazione. In pratica, attraverso il centro studi del patrimonio culturale immateriale, la Fondazione delle Pro Loco d'Italia fa fronte a quella che è un'esigenza sempre più sentita di dotarsi di strumenti di documentazione e informazione per la conoscenza e l'approfondimento delle realtà culturali e sociali dei territori in cui opera. Il centro studi si colloca in modo strategico all'interno delle diverse attività che l'UNPLI svolge a favore del territorio. Il centro studi si propone come spazio di promozione sociale e culturale sia sul territorio nazionale ma soprattutto su quelli che sono gli ambiti territoriali locali. È prerogativa ovviamente di quello che è l'associazione Pro Loco, attivando iniziative ad ampio raggio in collaborazione con altre realtà come la vostra, sottolineo, impegnate negli stessi campi. Attraverso un'ampia diversificata rete di canali, il centro studi comunicherà i risultati della propria attività agli associati, quindi divulgazione di questi dati che è importantissima perché la comunicazione diventa uno degli elementi fondamentali per sensibilizzare i territori e chi vive quei territori, ma non solo, e quindi alle singole Pro Loco, ai policy maker e all'opinione pubblica. Il centro studi si avvale di un comitato scientifico presieduto dal presidente dell'UNPLI e coordinato dal direttore del centro studi. A questo comitato scientifico uno dei primi personaggi, uso questo termine perché effettivamente è un personaggio al quale ci siamo rivolti e abbiamo chiesto la sua disponibilità, è proprio il professor Barel, che era presente tra l'altro alla presentazione al Senato e che ci ha dato con la passione consueta la sua disponibilità. Faranno parte diverse persone, autorevoli giuristi, autorevoli antropologi, studiosi di questo comitato scientifico che ci darà la possibilità di approfondire e di fare una serie di attività, legate appunto a studi e realizzazione di ricerche inerenti alle tematiche di più stretto interesse del patrimonio culturale immateriale, di cui è la Convenzione, sottolineo, UNESCO 2003. La progettazione poi e la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la promozione del territorio atti a suscitare, e attenzione, la consapevolezza e l'importanza del patrimonio culturale immateriale quale elemento identitario fondante della comunità, che mi pare sia proprio quello che fate voi come missione, diciamo. Ed è la missione di tantissime associazioni, di migliaia di associazioni, non solo le Pro Loco ovviamente, che sono oltre 6.000 in Italia, che hanno appunto questa prerogativa e che noi cerchiamo di coltivare e di sostenere attraverso questo centro studi della Fondazione.
Poi faremo indagini qualitative e quantitative, abbiamo già iniziato a farle, rivolte agli associati, alla popolazione o a specifici soggetti del territorio legati alle attività svolte da UMPLI o delle Proloco associate e la stima degli impatti sociali ed economici generati sul territorio dall'operato delle associazioni di volontariato in ambito culturale. Su questo abbiamo già pubblicato nel 2019 una ricerca edita da Marsiglio, curata dal centro studi della CGA di Mestre, che ha dato dei dati impressionanti, direi, sui temi appunto culturali e sui temi del patrimonio culturale immateriale, ma non solo, sulle attività di queste associazioni di volontariato, come le Proloco, come la vostra, come tantissime altre in Italia, che generano economia, che fanno sintesi culturale e che cercano di mettere in rete tutte quelle che sono le peculiarità dei territori. In questo senso avremo altri soggetti importanti oltre alla CGIA di Mestre, come il Censis, che si affiancano al nostro centro studi e quindi al comitato scientifico, quindi avremo anche una caratura di carattere, diciamo così, scientifico altamente significativa. In buona sostanza il centro studi della Fondazione si occuperà della salvaguardia, tutela e promozione della storia locale, dell'identità dei luoghi, delle tradizioni dell'artigianato locale, delle tipicità agricole e alimentari, un po' quello che fanno le nostre associazioni in giro per l'Italia. Svolgerà attività di formazione degli operatori delle oltre 6.000 associazioni che abbiamo, ma non solo, anche di altre se si vogliono avvicinare a questa sfida, per tutte le iniziative alle quali verranno coinvolti. Sarà impegnato nel progetto pluriennale destinato alla realizzazione del censimento e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni previsto dalla Convenzione UNESCO, che è stato finanziato nell'ultima finanziaria dal governo a favore appunto della nostra associazione. E questo è una sfida, un impegno alla quale abbiamo chiesto un aiuto a tanti amici di altissimo livello culturale che ci stanno sostenendo appunto in questo difficile percorso che è iniziato quest'anno e che si protrarrà per i prossimi 3 anni, ma che sicuramente ci vedrà impegnati negli anni futuri, perché l'iniziativa è partita e sta dando sicuramente delle prime soddisfazioni, ma altrettanto siamo attenti all'impegno che ci siamo presi, che non è di poco conto. Vorrei leggere quello che dice l'articolo, recita l'articolo 2 della Convenzione di Faro, in termini di eredità culturale, quella di cui siamo portatori tutti. È un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, ed è in continua evoluzione. Questo significa che non è una cosa che esiste e basta, ma si evolve e noi siamo testimoni di questa evoluzione e responsabili della sua trasmissione. La realizzazione del censimento e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni vedrà coinvolto il centro studi, che vi dicevo appunto, in tutte le sue fasi dal 2023 fino al 2025, ma siamo convinti che se lavoreremo bene come siamo impegnati a farlo, non dico certi perché la certezza poi la vedremo alla fine, avremo sicuramente impegno per i prossimi anni. La progettazione avverrà in accordo con un consiglio di coordinamento che abbiamo creato e la ricognizione e il censimento dei beni del patrimonio culturale immateriale avverrà mediante la compilazione di schede appunto che saranno determinate in accordo con l'ANCI, che è il nostro partner in questa iniziativa, quindi i comuni italiani, noi piccoli comuni, e l'Istituto Centrale del Patrimonio Immateriale del Ministero dei Beni Culturali. Il Ministero, devo dire, abbiamo anche la prossima settimana un incontro, ci sta seguendo con particolare attenzione perché ritiene che questa iniziativa e queste associazioni possono e siano effettivamente, come è stato riconosciuto anche dal finanziamento, soggetti di altissimo valore che possono dare quel salto di qualità per la raccolta, la catalogazione, ma soprattutto per la valorizzazione e conservazione di questi patrimoni. Un'ultima cosa, questo catalogo digitale costituirà il database che andrà ad alimentare un portale interattivo oggetto di un continuo aggiornamento, quindi anche qui assolutamente in progress. Io direi che, riferendosi sempre alla Convenzione di Faro, una comunità patrimoniale
di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future. Cosa vuol dire questo? La persona è in primo luogo il soggetto al quale noi guardiamo. Grazie a voi tutti per il vostro lavoro e per la vostra attenzione. Grazie a lei del lavoro che sta facendo. Io la pregherei di rimanere qui un attimo ancora perché vi voglio portare i saluti del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ci ha mandato una lettera questa mattina. Sono rimasta anche sorpresa, non me l'aspettavo e mi ha anche un po' commossa. Ve la leggo. Esprimo la mia vicinanza ideale a questo appuntamento e il mio plauso alle sinergie d'ampio respiro che animandolo contribuiscono ad arricchire il convegno di spunti di riflessione che confido sapranno orientare lo sviluppo del territorio mediante progettualità innovativa ed ampio respiro. Il turismo è la maggiore industria della nostra regione. A sua volta contribuisce ad animare un vivo indotto concorrendo ad arricchire gli orizzonti tanto economici quanto occupazionali del Veneto. Veneto che, come dimostrano dal comprensorio oggetto dell'approfondimento, può annoverare un patrimonio diffuso e composto da storia, cultura e suggestioni enogastronomiche, a loro volta plasmate dall'infaticabile lavoro della comunità che lo abitano. Occasioni come questa concorrono peraltro a promuovere non solo la Valle Pisina e le colline del Vittoriese, ma anche un'offerta turistica varia e capace, valorizzando le peculiarità locali, di intercettare e convogliare i visitatori che vorranno perdersi nella suggestiva bellezza di questo angolo della nostra terra. Non posso esimermi quindi da ringraziare l'Associazione Culturale Amici di Vittorio Veneto per il grande impegno messo in campo e la costante dedizione profusa a favore della città dell'Alta Marca Trevigiana. Augurando buon lavoro ai relatori che interverranno, voglio ricevere il mio cordiale saluto ed estenderlo anche a tutti i presenti. Con questi saluti del nostro Presidente Luca Zaia, io vi lascio a questo convegno, vi auguro un buon ascolto e lascio la parola all'Avvocato Bruno Barella. Buongiorno. Si sente? Sì. Buongiorno, grazie all'Associazione per l'invito, ma prima di tutto per aver organizzato questo appuntamento che a mio parere rappresenta anch'esso un elemento di innovazione ce lo ha già fatto intendere l'architetto Fernando Tomasello col suo intervento, perché ci ha fatto capire che questo tema è al centro delle politiche del Paese. Lui rappresenta 6.000 associazioni con 250.000 volontari attivi e tutta questa gente è in marcia attorno a un progetto nazionale sostenuto dalle istituzioni che ha un obiettivo apparentemente incredibile, nuovo, difficilmente quasi comprensibile: salvare un patrimonio che non c'è, perché è immateriale. Addirittura si è detto esiste una convenzione di Faro internazionale del 2003 che ne fa un obbligo internazionale. Ma cosa significa salvare un patrimonio immateriale? Significa che evidentemente anche quello che non si vede è un patrimonio, che la cultura non è fatta solo di cose, è fatta delle persone e di quello che le persone esprimono nella storia e diventa identità. Quindi la cultura è fatta della Fiera di Sant'Augusta, il patrimonio materiale è fatto degli antichi saperi, del lavoro dei fabbri, delle maestranze che trattano il marmo, che trattano il legno. Un liutaio non è custode di un patrimonio immateriale. Il titolare di uno squero di Venezia che sa come con l'accetta ricavare dal legno le gondole
non ha nelle sue mani un patrimonio culturale, il saper fare, perché il saper fare non nasce dalle mani, nasce dalla cultura e dall'intelligenza delle persone. Dunque, è una grande sfida nazionale questa, che Vittorio Veneto ha intuito per tempo e nella quale è presente. Quindi mi fa piacere che la mia città sia partecipe di questa grande avventura nobilissima, culturale, che sta mettendo in moto il Paese anche su questo versante, perché nel momento in cui sembra che fare le cose faccia la differenza, costruire infrastrutture, ed è importante, in questo stesso momento siamo consapevoli che è importante anche conservare l'identità che è la storia comunitaria ma anche individuale e che si esprime attraverso 1000 fili sottili. Allora, dentro questo processo oggi c'è una parola molto usata che riassume molte delle azioni in corso. Questa parola, forse anche ormai abusata, è rigenerazione urbana. Il significato di questa parola è facile intuitivamente, ma in realtà non è facile andando ai contenuti reali. Perché? Se ne sono impadroniti ed è diventato uno slogan. Uno slogan. Ma qual è l'essenza di questa parola? È di concentrarsi sulla città costruita, sul territorio costruito, proteggere il territorio aperto e rimodellare, riqualificare, meglio, ridare nuova vita, rigenerare quel patrimonio esistente che è stato costruito nei secoli e che ha bisogno oggi di rigenerazione. Ma questo non è un'operazione architettonico-urbanistica, è un'operazione culturale. Perché? Perché la rigenerazione urbana è un'operazione sociale, culturale, ambientale, prima che meramente economica e immobiliare. Rigenerare le città significa trovare una risposta a una domanda fondamentale. Che cosa si intende per qualità di vita? Perché la città è una comunità che vive e che ha bisogno di una qualità di vita adeguata al cambiamento dell'assetto sociale ed economico. E ha bisogno di questo adeguamento non per singole case, ma per insiemi, per porzioni omogenee. L'architetto Moreno, che ho avuto il piacere di conoscere, è il più grande urbanista di Parigi, dei più grandi al mondo, ed ha inventato la città di Parigi in 15 minuti, un progetto politico, non architettonico, politico, che stanno attuando. La sindaca Annie Hidalgo adesso sta facendo un'operazione meravigliosa e in pratica l'obiettivo è che in 15 minuti un parigino abbia tutti i servizi intorno a sé, tutto sia raggiungibile, quello che è essenziale, in 15 minuti. Lo stanno facendo a Parigi, così come hanno fatto dei percorsi ciclabili che attraversano Parigi nord a sud, est a ovest, senza incontrare un'auto. Un progetto ambizioso, notate, Moreno è sudamericano, è stato colto a Parigi e insegna alla Sorbonne. Cosa intendo dire? Tutto il mondo si sta interrogando su questo stesso tema. Le città attrarranno migliaia, milioni di persone in più. Pare che la popolazione mondiale per il 10% si stia spostando in un decennio dalle aree interne alle città, soprattutto alle città sul mare. È un processo di aggregazione che obbliga a ripensare le città e le obbliga a ripensarle in un modo diverso dal passato, proprio come un sistema
un sistema comunitario in cui l'essenziale è la qualità di vita delle persone, che è aiutata ma strumentalmente anche dagli oggetti, dalle cose. E quindi c'è tutto uno studio degli spazi, uno studio delle aree inedificate, della mobilità, quello che molti chiamano le smart cities. C'è un processo in corso affascinante, è in corso anche in Italia, ci sono 7 disegni di legge in Parlamento su questo, sono stati nella scorsa legislatura, sono stati ripresentati, si sta lavorando a livello nazionale e la sfida sta arrivando in tutti i territori. Ieri abbiamo fatto un convegno di un'intera giornata a Treviso della Fondazione Architetti proprio per vedere che cosa si è fatto e che cosa si deve fare a Treviso, nella provincia di Treviso. E si è visto che cosa sta accadendo fuori, al di fuori di Treviso. Allora, questo convegno si colloca in questo grande filone culturale, in questo movimento di opinione che io avverto nel Paese e che mi pare molto importante. Qual è il posto di questo convegno, di questo tema? Se mi permettete una battuta, direi è un posto chic. Perché? Perché in questo movimento praticamente non esiste la parola borghi. Apposta ho intitolato il mio breve intervento il non diritto dei borghi, perché non c'è un diritto dei borghi. Cioè la parola borghi non è riconosciuta nell'area formale del diritto e delle regole. Perché non è riconosciuta? Perché altre parole hanno preso il sopravvento. C'è una legge italiana di finanziamento dei piccoli comuni. Dei piccoli comuni. Ci sono interventi normativi attuali per le periferie urbane. Non si è mai parlato di borghi fino al PNR, al Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, che attua in Italia il programma europeo Next Generation EU. Il PNR ha destinato un importo, 2 linee di azione, 420 milioni di euro a 21 borghi individuati dalle regioni e province autonome e 580 a 220 borghi selezionati tramite avviso pubblico. Cioè improvvisamente il PNR ha destinato circa 1 miliardo a un'azione sui borghi. Ma perché il piano Next Generation, cioè investimento per le future generazioni, nella sua ricaduta nazionale dirotta 1 miliardo su una cosa che non c'è, sui borghi? Perché si è avuta consapevolezza che in questo cambiamento del Paese rischiamo di perdere un pezzo di Paese, e cioè un pezzo di memoria storica. Ci si è resi conto che l'attrattività delle città non è protetta soltanto dalla normativa sui centri storici, non è sufficientemente protetta, perché pensare che questo processo di cambiamento sia presidiato dalla protezione dei monumenti nazionali, dei centri storici, è poco, perché l'Italia è fatta anche di piccoli centri e borghi rurali che di per sé rischiano di essere tagliati fuori da questo processo, eppure sono parti della identità nazionale, della identità culturale di ciò che siamo. Dunque il PNR ha detto per la prima volta: i borghi esistono, diamo delle risorse per recuperarli e farli rivivere, rigenerare i borghi. Qual è il punto? Poche rispetto a ciò che c'è in Italia, alla ricchezza di questo patrimonio culturale, materiale e immateriale, poche risorse, e nel Veneto sono andate soprattutto a Recoaro, che ha avuto 20 milioni,
per il recupero dell'area delle acque termali e quindi sono poche gocce nel mare, però è già importante il riconoscimento di questa identità dei borghi e la presa d'atto che è un investimento importante per il Paese. E qui l'importanza dell'iniziativa dell'Associazione Amici di Vittorio Veneto, perché anche questi pochi riferimenti normativi che parlano di borghi non ci dicono che cosa sia un borgo, non ce lo dicono. E allora permane questa ambiguità, questa vaghezza della parola, e le parole sono importanti perché vestono concetti, danno chiarezza, impongono scelte. Allora, Vittorio Veneto in questo è preziosa, perché se io vi dico che cosa vi evoca, buongiorno eccellenza, benvenuto, se io dico a voi che cosa vi viene in mente sentendo la parola borghi, credo che rispondiamo in tanti modi diversi. Per qualcuno borgo è un piccolo paese, per qualcuno borgo è una parte, un quartiere di un paese, per qualcuno borgo è una località dispersa, fisicamente separata dal paese, un nucleo storico di permanenza di persone. Volete dei nomi? Borgo o Larigo non è storicamente indicato come borgo, è una parte della città. Borgo Fais, Borgo Maren. Vedete, dietro la parola si nascondono situazioni molto diverse. Allora, da dove nascono queste identità periferiche, urbanizzate, incorporate nella città, ma ancora presenti anche nella memoria storica? Perché Borgo Larigo è ancora Borgo Larigo anche se c'è Vittorio Veneto? Queste realtà sono per un verso eterogenee e per altro verso invece hanno degli elementi comuni. Certo è che dopo secoli noi continuiamo ad aver bisogno di questa parola per indicarle, e pensate a come è sopravvissuta nei secoli questa parola, borgo. Allora, il contributo dei relatori questa mattina è preziosissimo perché comincia dalle fondamenta, costruisce il ragionamento, cioè ci aiuta a capire, partendo dalla esperienza storica, ci aiuta a capire come sono nate, come si sono formate queste aggregazioni comunitarie che sono sopravvissute, che oggi finalmente riconosciamo nel loro valore e che ci sfidano, perché la grande sfida diventa: se è un patrimonio, come possiamo salvarlo? Il mio grande timore è che la frammentazione della proprietà possa essere nefasta e possa portare a una disintegrazione dell'unità fisica dei borghi. La casa è recuperata, quella accanto non è recuperata, tutto in modo diverso. Vi immaginate un borgo con una casa di ogni colore? Allora, gli strumenti giuridici attuali sono carenti rispetto all'obiettivo, cioè di superare i limiti della proprietà privata dei singoli per tentare di mantenere il senso dell'insieme, che non è solo un insieme fisico, è un insieme comunitario che ha generato toponimi, che ha generato, come dire, legami familiari sopravvissuti nei secoli, che ha visto le case incastrarsi l'una sull'altra e dove la vita è stata naturalmente comunitaria, perché era una vita di sopravvivenza, di aiuto reciproco. Io mi ricordo una cosa che mi ha molto colpito, no?
ci si conosceva tutti nei borghi, ci si salutava tutti, le storie personali riguardavano tutti, le nascite e le morti, i matrimoni erano un evento per tutti, c'era un'espressione di vita comunitaria e di valori condivisi. Bene, è un grande tema di civiltà, è una sfida per il Paese e il fatto che Vittorio Veneto sia presente e partecipe a questa avventura nazionale mi rende molto orgoglioso della mia città una volta di più. Allora, stamattina proviamo a risolvere questa domanda fondamentale. Per proteggere bisogna conoscere. Cominciamo a capire come sono nati i borghi, che cosa sono, qual è la loro origine. Cominciamo a capire quanto sono preziosi e cominciamo a domandarci, ma sarà per un'altra puntata, come possiamo affrontare con gli strumenti che abbiamo questo tema, perché se è un valore va protetto. Io penso che nel nostro territorio esista ancora spazio per proteggere queste realtà che non sono state radicalmente, per la massima parte, radicalmente compromesse. Io penso che sia una sfida anche per il nuovo piano regolatore della città. È su queste cose che si fa la differenza nei piani, nella capacità di leggere i fenomeni e nella capacità di proteggerli, di indicare delle linee d'azione. Allora, vedo questo incontro come un ottimo inizio, se vogliamo la prosecuzione del primo incontro organizzato dall'associazione, ma lo vedo come l'inizio di un discorso. Vale a dire, la domanda che dovremmo farci alla fine di questo incontro è, dopo aver capito che cosa sono i borghi e come si sono formati, sarà come possiamo agire per affrontare la sfida della tutela e soprattutto del riconoscimento della identità di queste realtà del territorio che dopo secoli di disinteresse, di marginalità, grazie anche all'associazione Amici di Vittorio Veneto, sono al centro dell'attenzione. Ancora una volta le marginalità riacquistano la loro dignità attraverso la socialità e attraverso queste iniziative. Quindi grazie all'associazione e do con piacere la parola all'amico professor Antonio Della Libera, noto geologo, che si occuperà del tema. Chiedo scusa, allora lasciamo la parola al sindaco prima di cominciare con gli interventi. Sì. Scusate se ho chiesto direttamente la parola, ma io ho altri impegni e purtroppo dovrò perdere parte di questo convegno, per il quale ringrazio Maria Grazia Gottardi che con la sua associazione con ciclicità periodica ci presenta temi alquanto interessanti, sempre pregnanti per la nostra città, e quindi la ringrazio assieme a lei. Naturalmente ringrazio tutti quelli che l'hanno appoggiata in questo, dal seminario che ci ospita, alla tenda che ci registra e diffonde, ai relatori che questa mattina arricchiranno appunto questo convegno. Diciamo così, per iniziare, il tema che i borghi, questa presenza di agglomerati di case, intanto possiamo cominciare a definirli tali, è un fenomeno che è diffuso in tutta la fascia pedemontana, nei territori montani, specialmente gli insediamenti in quota. Naturalmente Vittorio, con la sua enorme estensione, è un concentrato di questi borghi. Fate conto che grosso modo mal contati a nord di Serravalle, sempre in ambito comunale, sono circa una cinquantina quelli oggi esistenti con nome e cognome, e hanno un'origine che adesso non vorrei sostituirmi a Giovanni, però è un'origine inveterata. La loro presenza mi sembra che addirittura, se parliamo di 3.000 anni fa, con i primi insediamenti delle popolazioni neoarrivate, quelle venetiche, sceglievano proprio le postazioni in quota, forse perché più
difendibili, forse perché più asciutte, forse perché per quelle economie di sopravvivenza erano più che sufficienti per garantire una miglior sopravvivenza di quelle popolazioni. E solo dopo che ci fu un consolidamento di questa presenza, che avevo preso proprio questa fascia, diciamo, a nord delle popolazioni eugane e a sud delle retiche, ci fu lo spostamento verso Montebelluna, verso la pianura, verso una situazione più diffusa dove insediarsi. Se a ben vedere queste economie, ripeto, si possono definire di sopravvivenza, sono durate per molti secoli e hanno cominciato a perdere il loro significato e la loro utilità soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Guardate che io scelsi di venire a lavorare definitivamente a Vittorio Veneto proprio perché avevo trovato una realtà ancora viva in questi borghi e mi piaceva frequentarli, e diciamo che a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 la sola Vittorio Veneto aveva 600 allevamenti bovini, quindi gran parte dei quali, i più piccoli ma i più numerosi, erano proprio dislocati nei nostri borghi, e quindi mi interfacciavo con questa realtà che era ancora viva. Era una realtà di gente con la propria mentalità, che mi piaceva interloquire con loro, e era un mondo quindi vivo. Mancando le condizioni economiche giustificanti queste presenze, abbiamo visto rapidamente in 4 decenni sparire completamente quella forma di economia, abbiamo visto spopolarsi questi borghi, e oggi siamo di fronte appunto a questa realtà molto numerosa espressa nei nostri declivi, ma anche in pianura, perché ci sono appunto dei borghi ormai ricompresi nell'ambito della città ma anche ai suoi margini, che soffrono appunto di questo spopolamento. Il spopolamento è l'Italia, è l'Occidente che si sta... Parlavo proprio ieri con l'ingegner Luigi Masson di ritorno dalla Francia, che mi raccontava quello che sta succedendo all'interno della Francia, con un completo abbandono di interi borghi, con piccole città che hanno un solo punto commerciale dove ci sono i giornali, il ristorante, l'albergo, la posta, il comune anche alle volte, tutto radunato in un unico punto. Quindi è un fenomeno generale dell'Occidente e noi lo percepiamo con la nostra realtà, con le nostre caratteristiche. Questa cinquantina di borghi non è da oggi che l'abbiamo notata per il loro interesse. Sono venuti a trovarmi degli architetti un paio d'anni fa, vero? Portandomi una loro tesi interessantissima, dove avevano fatto, per fare questa tesi, il rilievo di più di 20 borghi in quota nostri, borghi montani, con una precisione assoluta, con mano ferma e penna alla china, con misure e rilievi di assoluta precisione, e che oggi sono una ricchezza e che certamente verranno rivalutati, no, nell'affrontare questo problema. È chiaro che per pensare di far qualcosa per questi borghi, io credo che prima di tutto vada studiato il modo di dare una logica perché questo fenomeno possa avvenire naturalmente e non artificialmente, con sovvenzioni, pure sovvenzioni che mantengono in vita cose che non ce la farebbero da sole. Bisogna trovare delle giustificazioni. Queste giustificazioni oggi sembra che ci sia una qualche motivazione che sta muovendo il mondo a nostro favore, ovvero sia la tendenza di una certa quota della popolazione di uscire dai centri. Forse sarà stata la psicosi del Covid, però è un fenomeno che è in corso. Siamo stati riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, e per cui si è ingenerata una certa tendenza a rivalutare i borghi e a farsi la seconda casa. C'è un po' di mercato che si è acceso in questo senso.
C'è poi, sempre conseguenza del Covid, l'abitudine, le modalità di connettersi al mondo attraverso internet, per cui ci sono molti professionisti che possono operare anche stando lontani dai centri operativi, dai centri cittadini, per cui l'insieme di queste cose già può cominciare a dare un abbrivio a un qualcosa che però deve essere più consistente, più pensato, più diffuso, più pubblicizzato, e io mi attendo che da questo primo convegno sul tema i relatori col vostro concorso possano fornire dei grimandelli che poi le amministrazioni cercheranno di applicare, di gestire, di fruirne per ottenere un qualche risultato. Già oggi vediamo che in qualche rarissimo caso un borgo è stato ripristinato, sto pensando a Nord, Salvador, dove un imprenditore lo ha acquisito, praticamente messo a posto fisicamente, poi non so fino a che punto sia fruito, mentre altri imprenditori in altri borghi stanno fattivamente intervenendo per recuperarli a fini turistici. Sono una cinquantina di borghi, stiamo parlando di 1 o 2 che sono stati affrontati con metodo, e quindi tanto c'è ancora da fare, e l'amministrazione, per quel che può, è qua presente, ma quello che può deve essere anche giustificato da un metodo, da un approccio che sia un po' completo e che lasci sperare in un qualcosa di solido su cui investire i propri sforzi e eventualmente le proprie economie. E quindi io ringrazio i relatori, ringrazio voi per quello che potrete aiutarci a fare per arrivare appunto a un metodo per affrontare il problema. Grazie. Grazie. Ringrazio il sindaco di Vittorio Veneto che, oltre che un saluto, ci dà un segnale di condivisione e anche di volontà di impegno istituzionale, ci fa molto piacere. E prima che si allontani direi anche dare la parola al vescovo di Vittorio Veneto e padrone di casa, che gentilmente ci ha raggiunti. Vi saluto tutti e ho piacere di partecipare, purtroppo brevemente perché questa mattina sono proprio di corsa da una parte all'altra a questo convegno. E mentre l'avvocato Barel parlava, mi è venuto in mente, ha citato due borghi, Marennes e Fais. Allora, un piccolo episodio che mi piace ricordare, perché questi borghi avevano anche la scuola una volta. Una decina di anni fa, durante la visita pastorale, il parroco Don Silvano, che ci ha lasciati, Don Silvano, mi ha portato da una signora che abitava vicino al distributore vicino all'autostrada lì. Abitava una maestra molto anziana, avrà avuto 90 rotti anni, e allora lei era lucidissima, mi raccontava che quando erano maestrine giovani le spedivano nei posti più improbabili, e lei l'avevano mandata a fare scuola a Marennes, il borgo Marennes, naturalmente a piedi, su e giù, e una sera, un giorno mentre tornava, incontra una vecchietta che le dice: Tosa, dove te gai mandare? Così è per noi. L'anno dopo l'hanno mandata a Fais, e una sera era buio perché aveva fatto tardi dovendo fermarsi lì, mentre tornava, naturalmente sempre a piedi, sente un calpestio lungo il sentiero, prende anche un po' paura. Era la stessa vecchietta che chissà come stava salendo a Fais, e appunto l'ha apostrofata dicendo: ma proprio te manda sui posti più disperai. Pensate, avevano scuole, Fais che era più consistente, ma anche Marennes, e questi borghi erano pieni di vita. Attualmente purtroppo
purtroppo sono molto, come è stato ricordato, un po' abbandonati. Io prendo un terzo borgo che mi permetto di ricordare, Borgo Caloniche di Sopra. Sono andato lì e c'erano due anziani, ma credo che saranno 8-9 anni fa, che non si muovevano quasi mai, qualcuno andava a portare loro da mangiare e si arrabattavano. E penso, non so se siano ancora vivi o se siano ancora presenti, veramente dire ma guarda qui c'era vita, notevole, abbondante, ma anche scuole incredibili, eppure c'erano. Quindi l'auspicio che in qualche modo, adesso io non ho ricette certamente, possano riprendere vita o attraverso la seconda casa o attraverso degli amanti di queste realtà, anche di una solitudine che certamente non sono in mezzo al deserto, perché sono borghi dispersi, ma sono pochissimi chilometri da Vittorio Veneto, quindi raggiungibili in pochissimo tempo. Potrebbe essere, ecco, concludo ricordando un altro borgo che è nella Valzumelle, Cordelon, che è proprio spinto su verso, addirittura è stato per un periodo addirittura parrocchia, c'erano parecchia gente che abitava, attualmente c'è una coppia giovane e altre coppie, però coppie giovane che sono venuti da Padova, una e un'altra da un'altra parte, e si sono stabiliti in questo paese disperso proprio in mezzo alla Valzumelle verso nord. Ecco. Quindi non è detto, data anche la vicinanza, perché tutto sommato adesso questi paesi, Borgolo Rigo e qui a Vittorio, ma anche questi che abbiamo nominato non sono lontanissimi, che possano riprendere vita, io credo che sarebbe davvero una cosa bella, auspicabile, speriamo. Grazie. Forse proprio anche questo convegno probabilmente mette in moto qualche conoscenza, qualche desiderio di persone che vengono a sentire questa roba e dicono perché no? Perché no? Potrebbe cominciare così. Grazie e buon lavoro. Bruno, 30 secondi. Prego. Reintervengo io perché ho commesso un grave errore, ho dimenticato un tema molto importante che sarebbe questo, che se vogliamo sperare di ottenere un qualche risultato le amministrazioni devono continuare a fare quello che già fanno con poca fortuna per adesso, cioè fornire i borghi anche di servizi. Senza servizi è chiaro che diventa tutto più difficile. I servizi hanno un costo, i servizi fatti a borghi vuoti è un po' difficile ottenerli, però il tema è importantissimo e credo prodromico a qualsiasi altro tipo di intervento, se vogliamo che ci sia dell'interesse che aumenta su questi borghi. È tutto qua. Grazie. Abbiamo con noi anche un nostro carissimo concittadino, il professor Franco Posocco, che prego di salire qua con noi. Grazie. Veneziano di adozione, ma eternamente vittoriese di spirito e sangue. E vi ricordo che l'architetto Posocco è guardian grando della scuola di San Rocco a Venezia e quindi ha un'altissima responsabilità di proteggere un patrimonio dell'umanità, però è affezionato e non manca di condividere con noi fin dal precedente incontro questa avventura intellettuale e umana con la sua solita passione che è pari alla competenza, e quindi siamo felici di averlo qui e in ottima salute. Allora, grazie a Maria Grazia, siamo perfettamente in tempo sul programma, quasi in anticipo, meglio del PNR per intenderci. E quindi grazie a questo possiamo ascoltare con piacere e con calma i nostri relatori, con calma relativamente perché abbiamo un timing di 20 minuti circa a persona, che prego di rispettare, anche perché mi piacerebbe poi
dare la parola a qualcuno dei presenti che gradisca conversare con noi. Allora, dicevo, cominciamo con il professor Antonio Della Libera, già sindaco di Vittorio Veneto e quindi profondo conoscitore della città in tutti gli aspetti, ma in particolare geologo, che ci parla della formazione del paesaggio e dei segni dell'uomo. Grazie professore, a lei la parola. Grazie. Questa è una prima immagine di un paesaggio che sembra immobile, ma non lo è per i geologi, i quali vedono le montagne alzarsi, le colline piegarsi e quindi anche i paesaggi divenire in tempi lunghi, in tempi geologici, in milioni di anni. E anche questo paesaggio ha questa storia che cercheremo anche di dire in poche parole quale sia questa storia. Ultimo a arrivare è l'uomo, chiamato anche Homo sapiens, il quale si è inserito e il suo è stato un inserimento discreto, almeno fino a un certo punto. Poi ha cominciato, vediamo che qui è la tecnica adesso che... Poi ha cominciato a spadroneggiare, a dominare, a costruire le torri e l'ultima opera che ha fatto in ordine di tempo è l'autostrada, la quale non è altro che un'invasione su questo povero paesaggio che non aveva bisogno di un'autostrada, ma aveva bisogno probabilmente di cose ben diverse. Comunque è un'invasione non come quella barbarica, nel senso che i barbari poi se ne sono andati, l'autostrada rimane. Speriamo non cada e non ci sia qualcuno sotto, almeno questo. Allora vediamo questa storia in piccoli capitoli. È una storia che comincia circa 50 milioni di anni fa, nessuno di voi può testimoniarlo, ma io ho studiato le carte. 50 milioni di anni fa noi eravamo completamente sotto il mare. Quindi non dovete meravigliarvi se andando in Cansiglio trovate fossili e conchiglie, o anche sul Col Visentin trovate conchiglie e fossili. Eravamo sotto il mare, solo che la superficie terrestre presentava una zona di mare poco profondo dal Cansiglio verso il Friuli e una zona invece di mare profondo verso il Bellunese, quindi c'era una scarpata che corrisponde più o meno all'attuale scarpata del Cansiglio. Il bacino bellunese era giù 800.000 metri, la zona invece del Cansiglio era profonda 50-60 metri rispetto al livello del mare ed era così poco profonda e il clima era così buono e pulito che lì è cresciuta una scogliera corallina, quindi se voi andate al Col di Scios, che non c'entrano con le lumache, lì potete trovare tracce di coralli e di materiali che facevano parte di questa antica scogliera della fine dell'era mesozoica. Ecco, questa è la prima immagine, quindi noi, i nostri borghi erano ancora, i nostri borghi futuri erano tutti sotto il livello del mare. Nell'era successiva è successo un fatto importante, è successo quello che noi chiamiamo il corrugamento. Tutta sta roba è stata come presa in mezzo a una morsa e ha cominciato a piegarsi e a sollevarsi il corrugamento, appunto, dal quale sono derivate le Alpi, le Prealpi e poi fino alle colline. L'ultimo a venire fuori è stato il Montello, che è il più lontano, diciamo, dalla linea delle Alpi. Il corrugamento, vediamo, ecco, dopo la cura, ecco cosa è successo. Il fondo di quello che è il bacino bellunese ha generato una catena montuosa che è la catena che dal Cesena arriva al Col Visentin, al Nevegal. Dall'altra parte, a destra, qui, non si vede niente, comunque, vediamo, il Cansiglio, anch'esso sollevato di oltre 1000 metri, in mezzo a colori la nostra povera Valle Apesina. Quindi la Valle Apesina è proprio un solco compresso tra una linea di montagne che sono salite, piegandosi, e il Cansiglio, che era di rocce più rigide, invece fratturandosi, e in mezzo la Valle Apesina. Quindi questa è la prima immagine della nostra valle, e anche qui non c'è spazio per i borghi. Andiamo avanti, ho sbagliato, ecco sì, la successiva. Volete vedere un primo piano di questo sollevamento, guardate questo versante del Col Visentin, e qui si vede bene la piega
Immaginate che queste rocce che erano sul fondo del mare sono salite di oltre 1000 metri, sono state piegate, e voi direte ma chi è che ha fatto tutto questo? I geologi che hanno tanta fantasia hanno spiegato in tante maniere le famose orogenesi o i corrugamenti. L'ultima teoria, che ha 80 anni, quindi ormai è vecchiotta, invece dice che così, molto semplicemente, che la crosta terrestre non è un involucro unico, è formata di tante placche, tanti blocchi. Queste placche si muovono l'una rispetto all'altra, trascinate da forze che agiscono in profondità. Ebbene, a noi capita che la placca, che si chiama africana perché sopra c'è anche l'Africa, ma c'è anche molto altro, si sta avvicinando da molto tempo alla placca europea. Ecco quindi il corrugamento. Il fatto serio è che questo avvicinamento continua anche oggi e quindi non meravigliatevi se la nostra zona è una zona sismica, perché le rocce compresse fino a un certo punto si piegano e poi prima o dopo cedono, si spaccano e liberano improvvisamente l'energia che avevano accumulato pian pianino. Quindi la nostra, soprattutto il nord-est d'Italia, il Veneto orientale e il Friuli sono zone di notevole sismicità. Un'ultima cosa da questa immagine che è proprio qui sul Visentin, vedete che qui manca del materiale, quindi qui ci sono già delle nicchie, ecco qui adesso, ecco, le nicchie da cui si sono staccati di materiale e sono franati giù. Ecco, andiamo avanti, dopo le Prealpi sono nate le colline, sembrano quasi delle onde del mare che vanno così ad accostarsi alla linea del prealpina che vedete lì. Ecco, quindi questa è l'orogenesi spiegata in parole povere. Così è nato il nostro territorio, però siamo a qualche milione di anni fa. Nell'ultimo periodo, quindi diciamo nell'ultima era, il fatto nuovo e fondamentale sono state le variazioni climatiche. Si sono succedute cioè vari periodi in cui il clima era più rigido dell'attuale, quindi i ghiacciai sono arrivati fino qui in pianura, e periodi invece caldi in cui abbondavano i corsi d'acqua. Ma prima di arrivare a questo, anzi già in questa immagine si vede la traccia del ghiacciaio. Voi vedete la Valle Apesina, nell'immagine precedente era presa in mezzo, no? Ricordate, era stata compressa un solco, qui invece è aperta a forma di U, quindi vuol dire che qui sono passati i ghiacciai, l'immagine di oggi chiaramente, sono passati i ghiacciai, hanno eroso sui fianchi soprattutto e quindi hanno aperto in qualche maniera la valle e le hanno dato questa forma tipica a U che poi vedremo anche in altre immagini. Quindi osservate le rocce abbastanza contorte, piegate, quelle linee verticali sono le cosiddette faglie sono quelle linee dove la roccia non è riuscita a resistere, si è spaccata e quando si spacca è un disastro perché ogni volta è un terremoto che si produce proprio per questa liberazione improvvisa di energia. Vedete che la Valle Apesina di faglie ne ha 3 linee di faglie, quindi è trattata bene, quindi non dovete meravigliarvi se la Valle Apesina è stata anche una valle molto franosa, perché dove ci sono le faglie la roccia si maciulla, si sgretola. Da noi c'è un luogo che lo chiamano la Croda Marsa e quindi questo dà l'idea, insomma, e poi tutti i ghiaioni eccetera sono alimentati da queste fratturazioni generali della roccia. Ecco l'effetto del ghiacciaio. Questa è la valle, l'Apesina, che poi prosegue naturalmente con la valle del Soligo, la tipica forma U, perché i ghiacciai lavorano sul fianco, sono masse di ghiaccio e di materiale che cade dentro il ghiaccio, che si muove continuamente perché a monte caricano e quindi lui deve proseguire, va avanti e la vallata, ecco la freccia indica una valletta trasversale, è la valletta di Gai, che non c'entra niente con gli allineamenti tipici delle nostre colline e indica che fin lì è arrivato l'ultima glaciazione, altre sono andate anche più avanti prima, ma l'ultima glaciazione, cioè perché cosa succede? Il ghiacciaio porta tanto materiale, quindi il ghiaccio fonde e il materiale lo rigurgita davanti, lo accumula e quindi ha determinato quella collinetta di Gai che poi è responsabile dei laghi, del lago di Lago, il lago di Santa Maria eccetera. Qual era la potenza del ghiacciaio? Beh, a Fadalto sicuramente più di 800 metri, a Fais 700 metri,
Quindi non deve meravigliare che è arrivato grosso modo nella zona delle porte di Vittorio Veneto fosse talmente alto da passare sopra, diciamo, la stretta di Sant'Augusta e di trasbordare addirittura fino in comune di Fregona, e poi invece di proseguire a valle fino a creare un grande anfiteatro morenico. Ecco qui, vediamo se, eccolo qua, vedete questa linea nera è la linea, un vero e proprio anfiteatro naturale che comincia ad Anzano, poi San Martino di Colle Umberto, Castello di Roganzuolo e su fino a Carpesica. Ecco, questo è tutto materiale che il ghiacciaio ha portato avanti, quindi Vittorio è come dentro una grande conchiglia. A monte la stretta di Serravalle che lo protegge dai venti impetuosi, e a valle questa enorme, bellissima anfiteatro sopra il quale sono sorti dei diversi paesi, perché la morena, si chiama morena questo materiale, è un buon materiale, si può costruire le case, non è franoso, insomma, è anche produttivo perché porta giù materiali da tutta la zona dolomitica, quindi trovate anche dal punto di vista della composizione chimica mineralogica tutta una varietà di prodotti. Diciamo, si parlava dell'altezza del ghiacciaio. Ecco qui, passava proprio qui la stretta di Serravalle, Sant'Augusta, e se voi guardate verso Sant'Augusta vedete queste forme concave del suolo, no? È effetto dell'abrasione operata dal ghiacciaio, cioè il ghiacciaio modellava i versanti e quindi qui ha dato questa tipica forma. Sempre da qua, guardando invece verso la zona di Fais, vediamo come la superficie topografica sia ondulata, cioè i ghiacciai modellano il territorio e hanno creato tutta una serie di ondulazioni, e qui comincia l'intervento dell'uomo. Siccome ci sono delle ondulazioni, ci sono delle zone meno pendenti dove hanno costruito i borghi, e se voi guardate, poi lo vedremo in un'altra immagine, i borghi sono tutti costruiti laddove le pendenze sono minori, quindi le condizioni di sicurezza maggiori, e dove quindi è anche migliore le condizioni di vivibilità. Qui, ecco qui in questo caso, tanto per fare un piccolo, abbiamo il borgo di Colón, il borgo di Fais, Olivi, Menegon, e poi più sotto altri borghi, ma tutti posti in ripiani, e attorno a ogni borgo il bosco è stato allontanato ed è cresciuta l'erba e sono cresciuti i prati, perché per vivere c'è il bestiame da nutrire. E un'altra cosa interessante, per risparmiare i territori le case sono tutte addossate le une alle altre in maniera da... Chiaramente è stata per i valligiani una vita dura e difficile. Questa immagine dà un po' l'idea della fatica, no? La costruzione, il dissodamento del terreno, togliamo le pietre e costruiamo dei muri e recuperiamo un po' di terreno, quindi un'economia povera, un'economia faticosa, tant'è che un'altra caratteristica di queste zone è l'emigrazione. Emigravano le forze lavoro, e dove andavano? Andavano a lavorare nelle gallerie e tornavano a casa con quella che la scienza medica chiama la silicosi, ma per la gente del posto si chiamava possiera, che era un termine tratto dalla lingua francese. Possière vuol dire polvere, quella polvere che ricopriva i polmoni e quindi costituiva una delle malattie più diffuse, soprattutto nella zona di Fadalto, Caloniche, ma anche in queste zone. Ecco. Quindi una vita dura, difficile. Ecco un'altra immagine, qui siamo a Marengo, questo ripiano costituisce l'antico fondovalle glaciale, che era diversi metri più alto dell'attuale fondovalle, che è stato successivamente scavato dal fiume Meschio. Quindi questo è un po' l'originario fondovalle del ghiacciaio del Piave. E dopo, finiti i ghiacciai, è il capitolo delle grandi frane. Perché le grandi frane? Che c'entro? Beh, ci potrebbe essere una relazione, perché finché abbiamo il ghiacciaio che sostiene i fianchi e i fianchi stanno su, quando il ghiacciaio si scioglie e comincia a calare, i fianchi non hanno più questo, Dante Alighieri direbbe per sostegno manco, ma noi non siamo, e quindi diciamo nel periodo post-glaciale, quindi preistorico, la Valle Apesina è interessata da tutta una serie di grosse frane. Questa tutti l'hanno riconosciuta, è la grande frana di Fadalto, qui c'è il ciglio di distacco,
che continua anche oggi. Se guardate l'immagine vedete una frana recente, attuale, dentro la grande frana di Fadalto. Evidentemente, siccome la gente di Fadalto era intelligente, ha costruito il paese tutto a sinistra, in una posizione sicura, ma anche la ferrovia ruota a sinistra, ma anche l'autostrada ruota a sinistra, meglio di tutti quelli di Caloniche che dall'alto possono dominare la situazione senza alcun pericolo. Ecco, la frana di Fadalto, una delle più famose, qui è ricostruito, insomma, per dire che noi pensiamo a una frana, non è vero che è una frana sola, è tutto un insieme di movimenti franosi che da almeno 10-12 mila anni fino ad oggi continuano ad interessare questa zona, e quindi prudenza, e quindi sapere che esistono questi fenomeni di instabilità dovuti il discorso che facevo prima, la roccia che è fratturata, alle pendenze e all'acqua che lubrificando i ciottoli ne riduce, insomma, l'angolo di attrito interno, li rende più scivolosi. Ma anche Noe è la sua frana. Questo che vedete in primo piano è il Lago Morto, e a valle del Lago Morto l'accumulo, ecco qua, oddio, ecco l'accumulo di frana, e tra l'accumulo di frana e il versante del Visentin una serie di paesi che si sono successivamente, a meglio di borghi, Borgo Picin, Borgo Simoi, Borgo Seui, eccetera, che si sono sviluppati. Evidentemente, come la frana di Fadalto è responsabile del lago di Santa Croce, la frana di Nove ha causato la formazione del Lago Morto. E in questa maniera, grazie a queste frane, la Valle Albisina ha una caratteristica che è fatta a salti, quindi voi avete Sella di Fadalto, la caduta, Pian di Nove, la caduta, Piano di San Floriano e poi più in giù. Ecco, questo sistema è stato sfruttato dalla società idroelettrica, che ha impostato in questa tipica situazione morfologica tutta una serie di, sfruttando la caduta dell'acqua, tutta una serie di centrali da Fadalto, Nove e San Floriano, quindi diciamo che questa è anche una particolarità della nostra valle. Ecco quindi un esempio di impianto idroelettrico, queste sono le centrali nuove, poi ne hanno fatto di più nuove ancora, prima c'erano le centrali vecchie, sfruttando l'acqua che inizialmente veniva dall'Alpago al lago di Santa Croce, poi per aumentare la produzione hanno collegato il lago di Santa Croce con il Piave, e quindi la produzione di energia elettrica è aumentata notevolmente. E questa è la frana famosa, è la frana di Forcal, che è una frana preistorica. È una frana, adesso vediamo se, ecco, questa è la zona di distacco, questa parte scura, la zona di distacco, e questa in basso, dove ci sono tutte queste case, è la zona dove si è accumulato il materiale. Siccome è una frana di slittamento, perché qui gli strati sono messi verso valle, sono a frana appoggio come si dice, la frana è scivolata giù e si è espansa notevolmente, arrivando fino in zona trementina, arrivando fino vicino alla ferrovia, alla linea ferroviaria. E tutte queste case che vedete qui sono state tutte costruite sul macereto, sul corpo della frana, utilizzando il materiale della frana. Quindi dove vedete dei buchi verdi qua, un tempo c'erano delle piccole cave, prendevano questo materiale sciolto che era venuto giù dalla montagna con la frana e lo usavano per costruire le case. Quindi Forcal è un paese che è nato oggi diremo su una paleofrana, cioè una frana antica, che però ecco, c'è un signore che in una lettera scritta fra l'altro in lingua latina nel 1521, si chiama Gian Antonio Flaminio, parla di una grande alluvione che sarebbe avvenuta tra il lunedì e il martedì di quel giorno, e dice sente che c'è stata anche una grande frana che sarebbe caduta in un lago, e collega l'alluvione di Serravalle, che è un fatto realissimo, a questo fenomeno franoso. Evidentemente questo signore, che scriveva oltretutto in latino, anche se la gente già parlava italiano nel 1500, no? Ecco, vabbè, scrive in latino, però non risulta che sia andato a vedere. Lui aveva sentito questa storia della famosa frana di Forcal, che
probabilmente quei giorni, vista la grande piovosità, qualcosa è venuto giù, senz'altro, anzi è venuto giù senz'altro qualcosa, ma non la grande frana che ha creato tutto questo enorme macereto su cui poi è sorto il paese di Forcale. Ecco, i sassi, noi siamo ricchi di sassi, la Valle Pesina è la zona ricca di sassi e di acqua. Qui vedete, questo qua si chiama biancone ed è un sasso formato da due tipi di materiale. Quello più scuro è il fogher perché facendo così faceva scintille, insomma. Il bianco invece è un calcare molto usato per le costruzioni e quindi tutte le costruzioni della Valle Pesina sono formate con materiale del posto, almeno una volta. Adesso magari importano, ma una volta era tutto materiale del posto. Ma oltre che per le costruzioni, il calcare serviva anche per altri due motivi. Primo, per fare la calce. Il primo sistema di produrre la calce erano le calchere, vedete questa immagine. Le calchere erano delle costruzioni fatte da artigianati molto bravi, i quali riuscivano a costruire questa specie di forma cilindrica, mettevano sotto la legna da ardere, sotto il calcare, che doveva essere calcare puro, non con il fogher, e lì lo cuocevano, quindi il calcare che è un sale, è un carbonato di calcio, si trasformava in ossido di calcio che è calce viva, liberando anidride carbonica, poi la calce viva veniva spenta con l'acqua e usata non solo nelle malte, credo che anche il Colosseo sia fatto di malta di calcio, no? Ma non della nostra comunque, ma dicevo, oltre che per le malte veniva usato anche per imbiancare, perché era anche disinfettante la calce e quindi e poi veniva usato con il verderame assieme al solfato di rame, largamente adoperato nel mondo contadino. Facciamo un passo avanti, dalle calcare passiamo alle fornaci, qui ce n'erano due, se voi andate sul posto oggi una non c'è più perché è crollata in pratica perché era pericolante. Anche qui dall'alto si portava il carbonato di calcio, la cottura, eccetera, eccetera. Quindi la Valle Pesina, diciamo, ha avuto dei benefici sul piano così economico da questo tipo di attività. L'acqua, l'altra ricchezza. Noi abbiamo due tipi di acqua, è meglio parlarci chiaro. Una è l'acqua di fondovalle, quella che viene dall'Alpago, oggi viene anche dal Piave, si accumula nel lago di Santa Croce, poi passa sotto la frana di Fadalto, perché la frana di Fadalto, essendo fatta di materiale calcareo, è permeabile, quindi l'acqua passa sotto. Non parliamo delle centrali, che poi è un altro discorso che abbiamo fatto prima. L'acqua passa sotto la frana di Fadalto, arriva nel lago Morto, lì trova un'altra frana, la frana di Nome, passa sotto e sorge, viene alla luce più avanti a San Floriano, eccetera. E questa è la prima, l'acqua, diciamo, di fondovalle. Poi invece abbiamo l'acqua che viene dalle nostre montagne. Se voi guardate il Cansiglio, oh signor, ecco, guardate il Cansiglio, vedete che non c'è nessun reticolo sul Cansiglio idrografico, ma neanche se guardate il Visentino, vedete, perché? Perché qui succede quel fenomeno che si chiama carsico. Che cosa succede? Primo, le nostre montagne sono fratturate e quindi l'acqua vi penetra. Secondo, l'acqua prima di arrivare al terreno passa per l'atmosfera e si arricchisce di anidride carbonica, che è presente, famosa anidride carbonica. L'anidride carbonica è un acido, quindi l'acqua che arriva sul terreno è un po' acida e come tutti gli acidi corrode la roccia e quindi penetrando nelle fratture, corrodendole, le rende sempre più larghe e quindi viene facilitata la penetrazione. In conseguenza pian piano il reticolo idrografico scompare e l'acqua entra in profondità e prima o poi deve pur venire fuori e vedremo verrà fuori. Ecco, per esempio, questo è un paesaggio, questo paese qua è Vizza, Previdal, quella zona lì. Oh signor, vedete che c'è un solco anticamente scavato dal torrente Zuccati. Se voi andate non potete andare in qualsiasi giorno e non c'è più acqua, l'acqua entra in profondità, quindi un problema di questi borghi è anche l'acqua. Oggi evidentemente il comune, il sindaco non è più qua, ma insomma il comune anche prima di lui
con l'acquedotto garantiva, però sorgenti naturali in pratica non ce ne sono, quindi da quel punto di vista tutti i borghi, diremmo, del Col Visentin sono borghi con povertà d'acqua, proprio per questo fenomeno carsico, l'acqua che penetra in profondità e va ad alimentare le varie sorgenti. Questa è la più famosa, la sorgente del Messico, ma se noi partiamo da Fadalto, poi Nove, Vallone della Fontana, Meschio, Forcal, Negrisiola, e poi sul fondo dei laghi di Revine, e poi Piaveson, e poi il Corin, e poi le sorgenti di Follina, noi abbiamo tutta una serie di sorgenti che sgorgano ai piedi della montagna e quindi ci restituiscono quell'acqua piovana che la montagna ha assorbito. Evidentemente l'acqua è stata una ricchezza anche in virtù della sua energia. Qui vediamo i mulini molto rapidamente, no? I mulini della Valle Pesina sfruttavano l'energia dell'acqua, oppure un'altra immagine, il maglio della sega con cui il fabbro lavorava il ferro, ma tutta Vittorio Veneto il Meschio è un asset portante anche dal punto di vista economico. E poi qui non entriamo nella storia che non è nostro compito. Un altro breve argomento, la viabilità. La Valle Appesina, come tutte le valli, essendo un collegamento tra la collina, la montagna, il Bellunese e anche più in là, evidentemente doveva essere percorsa da una certa viabilità. La più antica viabilità, vecchia di migliaia di anni, collegava i borghi, quindi risaliva e andava a servire anche i borghi, con diversi problemi, ed era importante perché a un certo punto la chiamano strada regia. Quindi se la chiamano strada da Reggio un motivo c'era, dico io che non me ne intendo. Comunque con tanti problemi per via sempre di questi versanti franosi. Arrivata al Lago Morto non passava dove passa adesso l'Alemagna, ma passava dall'altra parte, qui è indicato, ecco qua, passava di qua. Solo, come potete vedere da questa vecchia fotografia, qui tra le frane estive e le slavine o valanghe d'inverno molto spesso era interrotta con grandi problemi di transito, e per cui a un certo momento, circa 200 anni fa, nel 1826 mi pare, ecco, hanno pensato di costruire un'alternativa, l'Alemagna, che qui vedete in primo piano, l'Alemagna che risale il fondoale, però è arrivata qua, anziché stare dalla parte occidentale, viene dall'altra parte, da questa parte. E i problemi, non è utile che lo ricordano, non è che siano minori, perché fino a pochi giorni fa, possiamo dire, l'Alemagna era interrotta con tutta una serie di questioni, sempre dovute a franamenti del materiale che viene giù e arriva fino alla strada, e quindi era un problema. Chiaramente la costruzione dell'Alemagna dal punto di vista urbanistico ha anche prodotto un passaggio dell'abitato lungo l'Alemagna. Prima era disposto a borghi. Io ho calcolato che tra Porta Cadore e Fadalci ci fossero perlomeno 15 posti pubblici tra bar, osterie, locande e 2 alberghi che poi avevano un nome particolare, uno si chiamava Rinforzo e l'altro, che mi pare che ci sia qui, Albergo della Provvidenza, a Fadalto, come dire, uno quando arrivava lì tirava un sospiro di sollievo e quindi dava l'idea, insomma, del problema di risalire la valle. Ecco, un secolo dopo hanno costruito la ferrovia, che è stata inaugurata nel 1938, e chi ha costruito, gli ingegneri che hanno costruito la ferrovia l'hanno fatta con criteri ben diversi, cioè avevano una conoscenza del territorio molto più precisa e hanno fatto le gallerie dove da sopra scendeva del materiale, hanno fatto delle gallerie, hanno fatto delle opere importanti e quindi la ferrovia, diciamo, ha funzionato. E l'ultimo è arrivata l'autostrada che vedete, e qui hanno scelto un'altra soluzione, l'hanno fatta sopraelevata, montata l'impalcato è montato su pilastri, per cui se ci sono, come si possono vedere da queste immagini, dei scivolamenti di materiale, questi passano sopra e non recano problemi alla sicurezza e alla viabilità. Chiaro, l'impatto ambientale è quello che è, ma qui lascio la parola agli architetti. L'impatto ambientale è veramente orrendo. Vabbè.
Veniamo, per chiudere, ai borghi, veniamo ai nostri giorni. Ci sono due problemi, uno lo spopolamento e l'altro l'abbandono, che poi sono due questioni abbastanza legate l'una all'altra. Questo è un esempio di abbandono di una casa sulla quale non ci sono pannelli solari, perché non servivano, c'erano i pioli, cioè la casa era già costruita per sfruttare al massimo l'energia del sole, e quindi già allora, insomma, l'abbandono, il silenzio rispetto al rumore della città. Qui evidentemente c'è il silenzio, però il silenzio fa anche malinconia molte volte. Oppure l'abbandono dei servizi. Prima Desco parlava delle scuole, non ci sono più scuole, hanno tolto la stazione, il servizio medico non funziona più, almeno in loco, e quindi un altro esempio che dà un'immagine così. Oppure l'abbandono dell'attività, la nostra zona, le cave, insomma, era abbastanza famosa per le cave, per le fornaci, e qui vedete tutto il mondo è cambiato. Però adesso lasciamo ai politici di dare le soluzioni, speriamo che anche questo. Però io voglio chiudere con questa immagine di un borgo che tutti conoscono, dove si vede che c'è un recupero, c'è un ritorno. Attenzione, non è un ritorno al passato, che non ha senso, è un guardare avanti e soprattutto è un ritorno all'ambiente, alla natura, perché noi in questi anni abbiamo commesso un errore fondamentale. Prima abbiamo inquinato, poi con l'effetto serra lì abbiamo prodotto, questo lo dicono gli scienziati, abbiamo prodotto l'innalzamento della temperatura, e quindi l'innalzamento della temperatura vuol dire ghiacciai che si sciolgono, il livello degli oceani che salgono, i deserti che avanzano, problemi immensi. Per cui io dico, ritornare sul borgo, al di là del fatto in se stesso, che è una cellula, insomma, nel complesso dell'organismo, tornare sul borgo vuol dire un passo avanti sul piano culturale, rendersi conto che noi dobbiamo ristabilire un patto di solidarietà, di amore verso la natura. Io vorrei chiudere con un verso di un grande nostro poeta, Andrea Zanzotto, che a un certo momento dice: forse le che non te von vorrest abbastanza ben. Ecco, io penso che noi alla nostra terra dovremmo tornare a volerli un po' bene, ma non come fatto sentimentale, ma come iniziative operative per invertire questa linea di tendenza che secondo me ha degli aspetti estremamente pericolosi e anche rapidi nel tempo. Grazie. Grazie al professor Antonio Della Libera, che in realtà è partito da lontano ma è arrivato molto vicino. Ci ha aiutato a capire in qualche modo l'evoluzione del territorio nei milioni di anni, neanche nei millenni, ma ha posto in correlazione questo percorso con gli insediamenti umani in forma di borghi, mettendo in evidenza anche le ragioni per le quali in certi luoghi si sono formati degli aggregati abitativi. Io mi limito ad aggiungere che c'era di mezzo anche la povertà, perché in certi luoghi si poteva costruire con quel che c'era senza essere proprietari di aree che erano abbandonate, e quindi in qualche modo erano anche luoghi nei quali anche i poveri trovavano un tetto, costruendolo con le loro mani, senza acqua magari, con difficoltà di approvvigionamento idrico, con un piccolo pezzo di terreno meno ripido di altri. E quindi la storia dei borghi è anche la storia di una comunità che faticosamente procede e cerca luoghi e spazi compatibili con la propria condizione. Ma non rubo tempo al prossimo relatore, che è il professor Giovanni Tomasi, storico del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, il quale prosegue questa linea di evoluzione del pensiero, dell'analisi, parlandoci dell'evoluzione storica dei borghi e
toponomastica. Lo ringrazio e gli lascio la parola. Grazie. Se per caso mi dilungo troppo, mi parli. Buongiorno. Come accennava già il sindaco prima, sui motivi perché ci sono tanti borghi, ve ne parlo un po' più diffusamente io, che è la base del mio intervento di oggi. Lui parlava di 50 borghi a nord di Serravalle, complessivamente il comune ne vanta una settantina, compresi tutti quelli che ci sono a sud. Per spiegare quest'alto numero di borgate, borghi, villaggi, case sparse, bisogna tenere presente tre cose. Primo, la superficie del comune, lo spiegava già il sindaco, con i suoi 83 km quadrati è più grande della provincia di Treviso, quindi lo spazio c'era e man mano si sono formate vari insediamenti, diciamo, umani. Secondo, l'altimetria, cioè si passa dai meno di 100 metri di San Giacomo di Veglia ai 1763 del Visentin. L'abitabilità parte dal basso, perché è quello più facilmente raggiungibile e quello anche climaticamente più idoneo all'uomo, e poi man mano che la popolazione cresce ci si sposta verso zone che prima non erano abitate. E terzo è la lunga storia di questo territorio, cioè il primo villaggio di cui siamo sicuri che esistesse già è su Monte Altare, è del 1500 a.C., il che vuol dire che sono 3500 anni che la gente abita qui sempre, e quindi c'è stato tutto il tempo di passare a coltivare anche dove in origine non era possibile. Siccome Vittorio Veneto è lungo e stretto, io parto da nord e scendo a sud e faccio solo i villaggi di collina, quindi non mi fermo a parlare di quelli di pianura. Parliamo quindi della Valle Appisina, che è già stata illustrata dal collega Tony della Libera. Allora, la Valle Appisina è il primo documento che abbiamo che riguarda complessivamente la Valle Appisina, è del 1228, ma che è la divisione dei pascoli di tutta la Valle Appisina fra la comunità di Ceneda da una parte e le comunità di Serravalle e di Bigonzo dall'altra. Quindi sono due entità diverse che si dividono a metà questa serie di pascoli che è lunga circa 12 km. Parte dalla Fontana Cadorina, che non si sa dove fosse, ma probabilmente è l'attuale piazza Fontana di Serravalle, e arriva fino a Cima Fodalto. E che vuol dire che fino a quel momento erano indivisi con diciamo, la madre, che è Ceneda. Il documento di divisione del 1228 non è altro che la messa in pratica di un arbitrato precedente che era stato del 1190 a Treviso, e per cui diciamo, tutta la documentazione si riferisce, è stata fatta nel 1228, ma si riferisce a un precedente patto del 1190 che ci dà la rappresentazione di che cosa fosse la Valle Appisina in quel momento. Tutto pascolo e nessun centro abitato. Sono nominati alcuni parecchi toponimi a partire dalla Fontana Cadorina, ma sono tutti toponimi che fanno vedere che di abitanti non ce n'è, perché c'è Fadalto, che lì è documentato come Faedo Alto, quindi Faggeto Alto, e infatti poco più a sud di Fadalto c'è un borgo Faè, cioè Faggeto, anche oggi. Tenete presente che era come in Cansiglio, cioè il grosso della flora di alto fusto erano faggi, questi due lo documentano, ma fais, che vedremo dopo, vuol dire fagensis, dal latino fagensis vuol dire un posto di faggi, e anche qui vicino a Piadera abbiamo Bocca Faè, quindi cioè Faggeto anche quello. Dobbiamo pensare a grandi boschi di faggio come sostanza principale, diciamo. Diciamo, l'altro toponimo che viene nominato in questo documento del 1190 sono 9, che è un plurale, infatti lì si dice fino ad lapidem de novis, cioè fino al pietrone che c'è a 9.
equivale all'italiano novale e vuol dire campi di recente acquisizione, dissodati da poco, nuovi diciamo. Qui più che pensare a un abitato a 9, è probabile che questi pastori che venivano a portare sui pascoli i bestiame, che poi erano tutte pecore, di Ceneda e di Bigonzo, si fermavano 5-6 mesi, perché da maggio arrivavano fino a ottobre, quindi dovevano esserci per forza di cose delle case, chiamiamole case, e vicino alle case, vivendo 5-6 mesi, probabilmente si erano costruiti anche dei campi stabili per coltivare qualcosa. Quindi fino a quel momento non c'è nessun centro abitato. E tutto era proprietà e quindi pascolo di queste due entità che vi ho detto prima, tranne due zone che sappiamo di sicuro che non erano un pascolo collettivo, che erano le due chiese di San Floriano e San Biagio, perché nei documenti si parla sempre di due chiese che dovevano essere molto vicine, che appartenevano alla diocesi di Betlemme. E appartenere alla diocesi di Betlemme vuol dire che erano di una proprietà privata e qualche grande signore ha donato queste chiese alla lontana diocesi di Betlemme. Quindi le prime documentazioni della diocesi sono del 1227, le avrà donate probabilmente alla fine del secolo precedente, perché la diocesi di Betlemme è tardiva come insediamento, è dopo il 1120, prima non esisteva, quindi dopo la prima crociata, diciamo. Qualcuno ha regalato queste chiese, che non erano importanti come chiese perché poco se ne faceva il vescovo di Betlemme di avere due chiese anche qui. Erano importanti perché le due chiese erano insediate su un territorio di 35 ettari, pascoli di 35 ettari di superficie, a cavallo della strada che esisteva già, la strada di cui parlava prima anche Tony, che in quegli anni viene chiamata via cariatica, vuol dire strada carreggiabile. Quindi potevano passare le strade, è quella che è la via Regia o strada d'Alemagna. Quindi il vescovo di Betlemme poteva affittare i pascoli, sono 35 ettari a cavallo della strada, quindi abbastanza vasto e nello stesso tempo facilmente raggiungibile, e quindi ci poteva pagare un beneficiato, cioè un prete che risiedeva in chissà quale posto, ma che nelle feste di queste chiese, cioè il giorno di San Floriano e di San Biagio, veniva a fare una messa. L'altro posto che sicuramente non apparteneva ai regolieri di Ceneda o di Bigonzo sono le caloneghe. Le caloneghe sono documentate dalla metà del XII secolo, ma probabilmente lo erano anche da prima, come proprietà del capitolo dei canonici della cattedrale di Ceneda. Si chiamano caloneghe proprio per via dei canonici. Ecco, nel secoli successivi si comincia a avere qualche piccola attività in zona. A metà del 300, in quella che oggi è la Sega, il borgo della Sega, c'è un mulino che viene chiamato Mulino dei Canali, perché tutta quella che la Valle Pisina è recente come toponimo, diciamo, un toponimo di riporto. Precedentemente tutta la valle si chiamava Canal, perché tutte le valli che stavano, tutte le valli strette con una strada si chiamavano canal, per cui abbiamo, questo è il canale di Santa Croce, poi abbiamo il canale di San Boldo, il canale di Quero, eccetera. E quindi abbiamo l'attività molitoria al Borgo La Sega. E poco sopra tutti quelli che sono i laghetti, che sono chiamati sul catasto laghi Saletti, c'erano le peschiere, ne sono documentate 3 nella seconda metà del 400, quindi erano delle superfici di acqua e terra che venivano utilizzate per pescare, e quindi erano di proprietà, diciamo. Più sopra, a partire dalla seconda metà del 400, cominciamo a vedere un po' di abitazioni, nel senso che abbiamo notizia di una osteria a Fadalto Basso. L'osteria doveva tenere anche una barca, perché siccome, come diceva lui, d'inverno c'erano le slavine e d'estate c'erano le frane, molto spesso la strada non era agibile. Pertanto l'oste doveva tenere un barco per
trasbordare i passeggeri, i viandanti, diciamo, da nord a sud. E un'altra osteria era a Fadalto Alto, proprio sulla sella, diciamo. Dalla seconda metà del 400 abbiamo le prime cave di pietra di Pinè. Pinè è una località proprio di Fadalto, e era una pietra d'opera molto ricercata per le costruzioni di case. E sempre dalla seconda metà del 400 abbiamo le prime notizie di produzione di calce, cioè le calcaire di cui parlava prima Tony, ubicate proprio a Fadalto. E abbiamo una notizia del 1533 per Caloneghe. In quel momento a Caloneghe c'erano 2 case di cui una distrutta, quindi questo stiamo parlando, il numero di abitanti era veramente ridotto. Io mi fermo al Medioevo perché dopo di me ci dovrebbe essere un relatore che fa, credo, il periodo più recente, allora per non stare a dire sempre le stesse cose. Quindi abbiamo un incolato molto, molto scarso. Tenete presente che in tutta la Valle Apisina, da sopra Forcal, diciamo, nel 1802 c'erano 340 abitanti, quindi sono molto pochi, e tutti di nuova colonizzazione, dalla fine del Medioevo in avanti. Questo ha portato al fatto che non esistesse neanche una autonomia amministrativa della Valle Apisina, perché pochi abitanti così sparsi su una grande superficie non aveva permesso la creazione almeno di una regola che era l'unità di base ai tempi veneziani e anche prima. Erano semplicemente pertinenze di serravalle, quindi non avevano nessuna capacità decisionale, diciamo. Altri decidevano per loro. Per farvi un esempio, i 340 abitanti del 1802 erano diventati 1760 al censimento del 1921, quindi erano quintuplicati in poco più di un secolo, e vi fa capire quindi l'importanza che ha avuto la strada dall'Alemagna, che è stata il vettore commerciale massimo, che ha dato veramente un grande impulso a tutta la valle. E questa è la Valle Apisina. Adesso scendo un momentino. Marennes, Longères e Forcal, tutti e 3 questi paesi hanno documentazioni di persone nel primo 200. Ora, trovare una persona del primo 200 che va a firmare un atto, che quindi è maggiorenne o che fa il testimone, che quindi ha almeno 24 anni, vuol dire che lui è nato in quel posto e che i suoi genitori ci abitavano ancora prima. Quindi possiamo tranquillamente dire che almeno dal XII secolo era abitato. Per quanto riguarda Longères, poi in particolare, lì ci sono 3-4 toponimi prediali, cioè ci sono nomi di luogo che riportano il nome del proprietario in età romana o tardo antica, perché sono stati produttivi questi tipi di toponimi fino all'VIII-IX secolo. Comunque prima del 1000 c'erano dei proprietari, sono rimasti, e sono le località tutte di Longères, di Litriga, Salzan, Forgnano e Forziano. Sono tutti onomastici romani che testimoniano la presenza di proprietari a quell'epoca. Sempre al primissimo 200 possiamo parlare già di abitanti anche a Vizza, perché c'è un documento del 1228, non quello che ho citato prima ma un altro, che dice che parla di Longères e dei vici, cioè i villaggi che ci sono sopra Longères, e quindi probabilmente anche Vizza. Vizza vuol dire semplicemente terreno bandito, che di solito poi erano boschi, e quindi è tardivo anche questo, perché vuol dire sono andati a insediarsi in un posto dove prima c'era un bosco. Longères vuol dire semplicemente appezzamenti agricoli lunghi, perché si mettevano probabilmente in parallelo con quella che era la strada. Forcal secondo me è una biforcazione da Forca, perché lì da una parte si andava verso il Fadalto e andando a sinistra si andava per Longères e per Revine. Per quanto riguarda il
dal punto di vista, diciamo, religioso, facevano parte originariamente tutti della Pieve di Bigonzo, se non che poi con gli interventi caminesi sulla chiesa di Santa Giustina, dove c'era un cappellano delle monache, si è creato un dissidio che è stato sanato nel 1338, per cui al cappellano di Santa Giustina spettava la cura d'anime per 1 miglio sulla strada per Belluno, quindi poco sopra Forcal, e per 1 miglio sulla strada per Revina, e quindi comprendeva anche Longhere. Il miglio, cioè 1,8 km circa, finisce in un posto che è al confine fra il comune di Revine e di Vittorio Veneto, che ancora adesso chiamano il Vallon delle Baseleghe, cioè il vallone delle chiese, perché lì finiva la chiesa di Santa Giustina per gli atti, diciamo, gli accordi del 1338, e Revine continuava a rimanere sotto la Pieve di Bigonzo. La parrocchia lì è 250 anni dopo. Scendiamo un momentino ancora e arriviamo a Con, che è un piccolissimo borgo. Il Con è un toponimo recente, originariamente si chiama San Gusè e come tale è documentato a partire dal 1200. E San Gusè vuol dire semplicemente Sambuchetto, cioè sarà un bosco di sambuchi, quindi non era abitato. I primi abitanti cominciano a essere nominati nel 400 e con la fine del 500, cioè verso 1580, sono nominati i primi sonego detti Con. Quindi Con non è altro che un nome familiare di un gruppo di sonego che si sono andati a colonizzare e abitare lì. Probabilmente è semplicemente il diminutivo di Iacon, che è il dialettale per Giacomo, quindi Con, un Giacomo sonego. Quindi. Anche questo quindi è una località abitata da poco, e tenete presente che nessuna di queste, né il Con e neanche nessuno dei villaggi della Valle Apesina ha chiese anteriori al 600, nessuno, a parte naturalmente il caso di San Floriano, che l'abbiamo vista documentata molto prima, ma era l'unica. Non c'era un numero di abitanti sufficienti da farsi una chiesa e di pagare anche un prete che andasse a dire qualche messa ogni tanto. Sarà tutto successivo. Io scendo sempre stando mi hanno detto di stare sui borghi collinari e quindi quello faccio. Scendo a San Lorenzo. San Lorenzo è